presento gli ospiti qui in studio. Pierangelo Del Zotto, che è segretario di Prima il Veneto. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, Del Zotto. Grazie molte. E la notizia del giorno, Roberto Bulldog Marcato, assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto, ovviamente leghista doc, lancia la sfida. Oggi ha detto a Ilaria Marchiori, se non dovesse poter fare il terzo mandato Luca Zaia, e così sembra che andrà, si parla di una pietra tombale sul terzo mandato, ma i giochi non sono ancora chiusi. Allora io mi candiderò a presidente, non vedo perché possano farlo altri, non io che ho la mia storia, ho la mia identità. Pierangelo Del Zotto, poi torniamo da Grazia Azzolini. È sempre bello essere l'ultimo che interviene, così ha già capito il giro di quelli che hanno già parlato. Allora, inizio con una battuta. Allora, se si candida Marcato, che 13 anni fa era con me in via Panà, espulsi entrambi assieme a molti altri perché per il reato di lesa maestà a Tosi, mi fa piacere vedere che Marcato è rimasto in Lega, è rientrato in Lega e chiede ancora una volta un ruolo per la Lega. Mi rifaccio a quello che ha detto anche Marzio Favero: siccome io ho un corso di un certo tipo, a questo punto mi candido anch'io, perché ho fatto il vicepresidente della municipalità del Lido, ho fatto l'assessore al bilancio in provincia di Venezia, sono stato più volte revisore dei conti nei comuni, quindi anch'io ho un curriculum, per cui a questo punto, se basta questo per candidarsi, mi candido anch'io. Quello che invece porto come mia esperienza personale, non dal punto di vista, come dire, giuridico, tecnico o eccetera, a me è capitato di fare 2 mandati in qualche situazione e vi assicuro che con 2 mandati, i primi 6 mesi non sai ancora dove sei, devi ancora capire come funziona. Alla fine del primo mandato cominci a essere maturo. La maturità estrema la si raggiunge alla metà del secondo mandato, quando si è padroni di quello che si sta facendo. Chiaramente 2 mandati, dal mio punto di vista, quando mi è capitato di entrare dalla stessa porta per 10 anni, di fare le stesse cose per 10 anni, vedere le stesse persone per 10 anni, affrontare i medesimi problemi per 10 anni, ci viene anche un senso, sarà perché a me la routine dà fastidio, ti viene la voglia di cambiare perché sei stufo dell'ambiente. Ecco, e quindi io la vedo, i 2 mandati, non tanto dal punto di vista giuridico, quanto dal punto di vista delle motivazioni che una persona ha, perché entra piena di entusiasmo, poi lentamente, non dico che l'entusiasmo si affievolisca, ma lentamente entra nell'ingranaggio, comincia a operare, e a un certo punto, dopo 2 mandati, secondo me ha raggiunto il top della sua prestazione. Quindi è giusto che dopo 2 mandati, anche se la legge ne prevede 3 alcune volte, altre volte non ne prevede 3, secondo me è giusto 2 mandati. Volevo però sollevare un problema che non è ancora stato sollevato stasera. Sì, prego. L'anatra zoppa. Chiunque si candidi in Regione Veneto a fare il presidente, che sia un giovincello di buone speranze o che sia un bulldog di vecchio pelo, occhio, perché questa volta il presidente a livello di consiglio regionale non avrà la maggioranza, perché se si candida un esponente della Lega e diventa presidente della regione, la maggioranza dei consiglieri non sarà della Lega questa volta, ma sarà, così mi pare di capire, di Fratelli d'Italia, date i numeri in campo. Quindi il rischio che corre la Lega in questo momento è quello dell'anatra zoppa, cioè un presidente che non ha alle spalle una maggioranza del suo medesimo colore. È una valutazione che finora non ho sentito da nessuno. Sì, è il presidente accerchiato da assessori di Fratelli d'Italia, si è detto, no? Sì, però non è stato affrontato dicendo numeri in campo, perché adesso la Lega avrà un 10-12 per 20 posto in regione. Vedo che qualcuno si sta riassestando, qualcuno va di qua, qualcuno va di là, vedo che anche a livello del Comune di Venezia ci sono delle manovre per cui c'è qualcuno che sta cercando una copertura politica per poter fare un certo tipo di percorso. Poi se capiterà di parlare di Venezia stasera un'altra volta avrò piacere, perché da buon veneziano in questo momento sono in estrema sofferenza.
Ecco, mi pare di capire che il buon senso porterebbe a dire guarda che 2 mandati bastano e anche avanzano. Hai fatto 2 mandati, vai a fare il ministro a Roma, adesso vai a fare qualcos'altro, ma la assuefazione all'ambiente crea, come è stato detto anche, involontariamente come dire, una padronanza del mezzo oltremodo a quello che così potrebbe essere consentito, ma nella buona fede, voglio dire, non sì. nel... Grazie De Zotto. Sì, stavo ascoltando. In realtà il piano Mattei mi sa tanto da mossa di marketing politico. Allora, metà di quello che è successo in Africa, in Libia, è stata colpa dell'Europa, della Francia. Sarkozy, apriamo virgolette, Total, forse è meglio dire Total, petrolio. Allora, i guasti creati dalla Francia, noto stato imperialista, centralista imperialista e colonialista, adesso noi con 2 lire andiamo a fare un'operazione di marketing dicendo adesso noi esportiamo la democrazia in Africa, ma l'Africa intanto è vastissima, perché si va dal Sudafrica, che sostanzialmente, come posso dire, di cultura occidentale, al Mediterraneo, con situazioni diversissime. Si fa presto a dire Africa, l'Africa è immensa. E vorrei sapere questi soldi che fine fanno, perché quando studiavo ancora, stavo facendo la tesi col professor Muscarà 40 rotti anni fa, il problema dell'Africa era che i soldi partono e dopo vanno, a mo' di film di Alberto Sordi, finché c'è guerra c'è speranza, non vanno al cittadino africano, ma vanno al corrispondente politico africano. Quindi, ripeto, Europa che si è dimostrata un nano politico, perché ogni volta che c'è un problema la von der Leyen parla ma non l'ascolta nessuno, e quindi poteva far da mediatore almeno 2 volte finora, 3 volte adesso non lo fa. Chiudo con un passaggio molto veloce. Il 28 ottobre del 2023 io sono andato a un concerto di Shel Shapiro. Non so chi si ricorda. Come no, l'Equipe 84. I Roxy. I Roxy. Allora, apre il concerto e dice: io sono Shel Shapiro, voi sapete che io sono ebreo russo. Ecco, state attenti, Netanyahu è un delinquente. Detto questo, che va fermato quanto prima, 28 ottobre del 23, una citazione la mia. Sono passati cosa? 1 anno e mezzo? È successo qualcosa? Sì, la situazione si è aggravata. Allora, se un ebreo, forse non sionista, dice di Netanyahu guarda che questo è un pazzo criminale, probabilmente qualche domanda dovremmo farcela. Ma mi pare di capire che l'America in questo momento è in grosse difficoltà, perché probabilmente ha creato delle aspettative che non sa più gestire. L'Europa è un nano politico e quindi mandare in Africa quei soldi o armarsi per comprare le armi da chi poi? Ricordo che il giorno dopo delle elezioni della Meloni a primo ministro, sul Corriere il gruppo Gedi, Corriere delle Alpi, bravissimo, io non so come si chiamano i 2 rettangolini vicino al titolo in termine tecnico, c'era scritto, testuali parole, ho fatto anche la fotografia: la Meloni è andata a Washington a prendere ordini, come è sempre successo da De Gasperi in poi. Questa è la situazione. E quindi noi siamo l'Italia, l'ha scritto il giornale, cioè voglio dire, prego? Esiste e più che ordini ci si va a confrontare. Io sono nato in un comune che è in confine con Aviano. In Friuli è una regione che ha la maggior densità di morti di leucemia. Sotto ci sono una gran quantità di bombe atomiche. Vicenza, che è qua, un po' più su, è piena di bombe atomiche. Siamo sudditi dell'America, vogliamo dirlo una volta per tutti, America che si diverte a fare i cowboy in giro per il mondo. Beh, insomma, dimmi di no. Comunque,
la Meloni è andata a Washington a ricevere ordini come è sempre stato da De Gasperi in poi, l'ha scritto un giornalista, il direttore del Corriere delle Alpi, non l'ho detto io. Forse un po' di sinistra, perché che Meloni prenda ordine è proprio perché la non è vero? Cosa assolutamente, assolutamente. Vabbè, purtroppo quello sai quello che a me dispiace? Quello che a me dispiace, sai cosa dispiace a me? È sto mainstream, no? Che pervade, per cui ci sono i buoni, ci sono i cattivi, ci sono quelli che sanno, ci sono quelli che non sanno, e finché è la signora Maria io lo accetto anche, ma poi quando comincio a salire sulle gerarchie di chi fa politica mi stupisco un po' di più, perché un conto è far chiunque, ma avere un minimo di spirito critico. Un conto è accettare quello che il mainstream ti dice, per cui va tutto bene, per cui la Meloni è bravissima, per cui armiamoci pure perché tanto... Ma non lo diciamo noi. No, io parlo mainstream, non Fratelli d'Italia. Allora, Chiedo intanto, scusa. grazie Del Zotto. E qui in studio per Angelo Del Zotto, segretario di Prima il Veneto. Grazie Del Zotto. Grazie a voi, buonasera.